Consiglio pastorale di Agrigento organizza un incontro in vista dell'Election Day il prossimo 25 settembre. Tra i temi trattati anche la modalità di voto. Ad Agrigento tour dei big in vista delle elezioni. Bellanova, presidente di Italia Viva, e Faraone, frontman del movimento 100 passi in città. Oggi è il giorno del sit-in in piazza contro la costruzione dell'impianto. Mariamico mostra quanto la location sia sbagliata, troppo vicina a scuole, alla caserma, alla casa natale di Pirandello ed alla Valle dei Templi. Oggi accoglienza delle nuove matricole al Politi di Agrigento. L'Anna Frank e l'Istituto Provenzani diventano scuole dialogiche. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura parliamo del Consiglio pastorale cittadino di Agrigento che ha promosso un incontro dal titolo I cattolici e la politica in preparazione delle elezioni del prossimo 25 settembre. Il nostro direttore Arturo Cantella. Don Mario Sorce, oggi un incontro sulle modalità del voto ma anche sul significato che il voto assume per i cristiani, per i cattolici e non solo. Una lunga relazione dove lei ha spiegato proprio i valori di questo voto e l'importanza che assume. L'importanza dell'andare a votare innanzitutto, perché non possiamo demandare all'astensionismo la possibilità di far decidere ad altri il nostro futuro Parlamento regionale e nazionale. L'importanza come cittadino di andare a vivere un momento così significativo e determinante per la vita di oggi e di domani, l'importanza per il cristiano di andare ad esprimere la propria preferenza partendo dai valori e dai principi di quello che è il vivere del cristiano, perché dignità della persona umana, principio di solidarietà, giustizia sociale, sussidiarietà, un'economia che non si fondi soltanto sul profitto. Questi sono i valori di quei principi rinunciabili di cui anche Papa Francesco ci ha sempre parlato. Da buon cristiano siamo chiamati a portare le nostre convinzioni anche dentro le urne. Ecco, lei come rappresentante della consulta diocesana è stata da stimolo verso l'azione politica, verso di loro, con diverse iniziative che lei ha fatto sul campo. Sì, diciamo che abbiamo fatto diversi incontri di formazione alla politica, non ultimo abbiamo iniziato l'anno scorso anche una scuola di formazione alla politica, partendo sempre dalla dottrina sociale della Chiesa. Sabato prossimo vivremo nel nostro episcopio un altro momento formativo partendo dalla lettera dei vescovi siciliani sull'impegno e la scelta dei cristiani siciliani sia per la regionale che per le nazionali. Quindi in sintesi cosa dire a chi va a votare? Votate secondo coscienza, ma una coscienza che sia guidata dalla luce del Vangelo. Salvatore Pezzino nella qualità di coordinatore del Consiglio pastorale cittadino. Abbiamo voluto organizzare questo incontro che ci prepara all'appuntamento di giorno 17 quando illustreremo il documento dei vescovi siciliani in vista delle elezioni del 25 aprile per richiamare l'attenzione del Consiglio pastorale ma anche di tutti i fedeli laici interessati all'importanza del momento del voto, perché il momento del voto, l'approccio del cristiano alla vita pubblica è un momento importante nel quale il cristiano deve dimostrare la sua coerenza. La sua coerenza rispetto a quei principi che per la Chiesa sono non negoziabili e che vanno rintracciati nelle proposte politiche davanti al quale il cristiano si trova, perché altrimenti sarebbe incoerente fare delle scelte che poi non trovano riferimento in quei valori. Abbiamo naturalmente aperto la discussione anche approfondendo i meccanismi del sistema di voto, perché il Rosatellum specialmente rispetto al voto per le regionali presenta alcune difficoltà, non è semplice da comprendere, quindi abbiamo cercato di spiegare agli elettori anche questi meccanismi di voto e soprattutto sollecitare tutti i cittadini, non solo quelli di fede cristiana, che bisogna andare a votare perché la partecipazione al voto è un momento altissimo di democrazia. La presenza dell'avvocatessa Falcetta è proprio questo, in questo momento sta spiegando proprio sì.
Cioè da un punto di vista pratico come si vota? Esattamente, perché oggi con questo meccanismo lasciamo perdere il sistema proporzionale, ma per quanto riguarda i collegi uninominali e plurinominali è difficile per il cittadino anche inquadrare in quale collegio si trova e quali sono i candidati del proprio collegio, quindi stiamo cercando di fare chiarezza su questo aspetto in modo tale che l'elettore possa essere messo nelle condizioni di poter scegliere tranquillamente e sviluppare le proprie opzioni di voto. A questo si aggiunge anche una scheda in più per il voto regionale, non lo dimentichiamo. Certo, non lo dimentichiamo e il meccanismo è diverso perché nelle elezioni regionali è possibile anche andare per un voto disgiunto, cosa che non è possibile invece alla Camera. Quindi ecco, noi auspichiamo che ci sia una grande partecipazione al voto, perché non partecipare al voto significa delegare ad altri le nostre scelte e poi non possiamo piangere sul latte versato. C'è la possibilità di un forte astensionismo considerando anche il periodo in cui ci troviamo? C'è una forte possibilità dell'assenteismo, dovete considerare che fino a qualche settimana fa il 40% dei siciliani non aveva realizzato che si votava anche per le elezioni regionali perché era stato attirato dalla campagna elettorale che è partita con molto anticipo per le elezioni nazionali. Quindi ci auguriamo che si possa recuperare questo gap e poi vedremo come si comporteranno i giovani, perché a livello nazionale ci sono 4.700.000 giovani che voteranno per la prima volta. Claudio Fava, frontman del movimento 100 Passi ad Agrigento, per presentare le liste dei candidati. Vediamo. Claudio Fava oggi ad Agrigento per presentare la lista Claudio Fava 100 Passi che concorrerà al rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana. Ecco, onorevole Fava, gli obiettivi della vostra lista, ecco, come pensate di raggiungere, se supererete anche il 5% e quale sarà l'azione politica all'interno dell'asse? Siamo stati presenti in questi 5 anni, siamo stati presenti, abbiamo svolto un lavoro credo eccellente, così è stato valutato. Il lavoro che ho fatto in Commissione Antimafia si è avvalso del sostegno e del supporto della comunità dei 100 Passi, altrimenti sarebbe stato difficile riuscire a portare a termine 12 relazioni come abbiamo fatto. Ed è una comunità che sul territorio è presente, vigile, che sollecita, che informa, che vigila, che denuncia. Questa esperienza stiamo portando adesso con la candidata Chinnici alla presidenza della Regione in queste elezioni regionali per essere più forti in Assemblea regionale e soprattutto ben determinati nel portare avanti un progetto politico che non è Partito Democratico più 100 Passi, è una creazione di uno spazio politico molto inclusivo, ambientalista, molto attento alle ragioni dei diritti e della buona democrazia e naturalmente chiuso a qualsiasi interferenza mafiosa. E la lista di Agrigento è una lista che coglie lo spirito di questa sfida ed è una lista di assoluta eccellenza. Le emergenze sono tante in Sicilia, lei le ha sottolineate durante i suoi 5 anni relativamente anche al governo Musumeci, ma questa Sicilia potrà cambiare effettivamente con questo voto? Dipende molto dai siciliani, dalle donne e dagli uomini di questa terra, se sceglieranno di essere elettori liberi e quindi dare un voto di convinzione, di opinione, di passione, di scommessa, di sfida, o se sarà un voto di obbedienza dovuta, uno scambio, il favore da restituire. Io mi auguro e sento che c'è una forte tensione verso una libertà, una consapevolezza, una responsabilità del voto e più il voto è responsabile, più premia candidati e liste libere da ogni condizionamento, qual è certamente quella dei 100 Passi per la storia che ha, più semplice sarà riscattare la Sicilia. Il voto nazionale influirà in qualche modo nel contesto regionale? Ma penso di no, perché alla fine credo che i siciliani abbiano una capacità di giudizio sulle cose accadute in Sicilia in questi 5 anni. Noi usciamo da 5 anni di tragico governo di centrodestra con un presidente che non è stato ricandidato nemmeno dai partiti che l'avevano espresso, un caso rarissimo. Usciamo sapendo in che modo questo pessimo governo ha influito sulla qualità della salute dei siciliani, sul ciclo dei rifiuti, sulla dispersione scolastica, sui grandi temi irrisolti. Credo che i siciliani se lo ricorderanno al momento del voto e si ricorderanno anche chi in questi anni ha provato a
difendere i loro diritti, a raccogliere le loro preoccupazioni, a portare avanti la loro vertenza. Teresa Monteleone, le ragioni di quella sua candidatura? Sono candidata nella lista Centopassi, Democratica, Ecologista e Civica con Claudio Fava e la presidente Caterina Chinnici. Ho deciso di scendere in campo per combattere, per arrestare la destra che si è dimostrata una destra, essendo al governo Musumeci, che non ha risolto i veri problemi dei siciliani. Se parliamo della sanità, la destra punta su una sanità privata, pensiamo a Berlusconi che ha smantellato completamente e totalmente il sistema sanitario nazionale, invece la sinistra puntiamo sull'articolo 32 che ha permesso al ministro Speranza di permettere a tutti i cittadini di avere somministrati i vaccini, non guardando tipo al ceto sociale. Questo è quello che noi vogliamo fare. Se parliamo della scuola, noi vogliamo la riorganizzazione della scuola con il tempo pieno, con gli asili nido, invece la destra pensa ed organizza una scuola solo in funzione dei più facoltosi, dei più ricchi. Noi puntiamo sulla transizione ecologica, puntiamo sull'energia rinnovabile, invece la destra vuole realizzare 2 inceneritori, uno nella Sicilia occidentale e uno nella Sicilia orientale. Queste sono le ragioni che mi hanno portato a scendere in campo con i miei valori che mi hanno sempre caratterizzato, i valori di sinistra, di legalità, di trasparenza, di solidarietà, di candidarmi nella mia compagine politica che io ho sempre rappresentato con onestà e coerenza. Tour agrigentino anche per il presidente di Italia Viva Teresa Bellanova, candidata nella lista Calenda Renzi in Sicilia al Senato Collegio 1. Il viceministro, accompagnata dal senatore Davide Faraone, ha fatto tappa nella città dei Templi. Vediamo. Visita del candidato Teresa Bellanova ad Agrigento, che attualmente ricopre la carica di vice ministro alle infrastrutture nel governo Draghi e che concorrerà a un seggio in Sicilia, collegio plurinominale del Senato che comprendono le province di Agrigento, Trapani, Palermo e Caltanissetta. La parlamentare era accompagnata dal leader siciliano di Italia Viva, Davide Faraone, e di alcuni candidati regionali e nazionali, tra questi Michele Termini, candidato al collegio uninominale Agrigento e Caltanissetta. La Bellanova ha anche ricordato il suo lavoro di Ministro dell'Agricoltura durante il governo Conti e quanto ha fatto per gli agricoltori in tema di Covid e ristori nel settore. Per riconfermare un patto con questo territorio. Non è la prima volta che vengo, da Ministra dell'Agricoltura sono venuta una volta al mese in Sicilia, mi fa piacere vivere questa esperienza insieme agli amici di questo territorio perché l'agricoltura qui ha un grande futuro. Noi dobbiamo continuare a scommettere sull'agricoltura di qualità, dobbiamo scommettere sull'innovazione che deve portare i ragazzi e le ragazze all'interno di questo settore e dobbiamo creare quelle infrastrutture che con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza abbiamo finanziato proprio per dare alle imprese la possibilità di avere una mobilità delle merci che rende più competitive in modo da poter avere un lavoro meglio retribuito e più qualificato. Come commenta questa campagna elettorale? Che chance dà al terzo polo di poterla spuntare con un risultato discreto, soddisfacente? Ma questa è una campagna elettorale anomala perché Conte, Salvini e Berlusconi avevano fretta di andare al voto. A danno del Paese non si sono posti il problema che licenziare la figura più autorevole che ha l'Italia in Europa e nel mondo avrebbe comportato un danno per l'economia del nostro Paese e per il Mezzogiorno. Oggi questi soggetti dicono che vogliono riscrivere il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che significa togliere il 40% destinato obbligatoriamente al Sud e significa far saltare gli investimenti che sono stati programmati. Il terzo polo è in campo per dire continuità con il programma che ha sostenuto il Presidente Draghi, perché abbiamo bisogno di autorevolezza, di competenza e di persone che in Parlamento riconfermano il rapporto con il territorio e abbiano la convinzione che se parte il Mezzogiorno riparte l'Italia. Noi siamo in campo per questo e chiediamo
ai siciliani e alle siciliane di darci forza per andare in Parlamento e realizzare le cose che diciamo. Si deve ritornare a parlare di infrastrutture importanti. Le infrastrutture, che siano grandi o piccole, devono essere quelle necessarie, e io credo che la continuità territoriale è un tema che a questa regione deve stare molto a cuore. Quello che si realizzerà dipenderà anche dalla qualità della politica che andrà in Parlamento e svolgerà fino in fondo il suo ruolo, avendo accortezza a quello che serve al territorio e non a quello che serve ad altri territori del Paese. Ricordiamo dove è candidata, magari insomma, con tutte queste liste che ci sarà un po' di confusione, regionali, Senato, Camera, ecco. Io sono candidata al Senato nella lista Italia Viva Azione Calenda, e sono candidata perché ritengo che questo territorio è il territorio nel quale io penso di poter dare un contributo sulla base del lavoro che ho fatto, per un rapporto solido che ho stabilito con le persone e non solo con gli amici con i quali ho fatto politica, ma complessivamente con il mondo dell'impresa, con il mondo del lavoro, e chiedo ai siciliani di sostenermi, ma di sostenere i candidati di questa lista, perché noi siamo quelli che possono rendere conto di quello che hanno fatto. Non veniamo a fare promesse, a dire faremo le cose più belle del mondo, siamo in grado di dire noi abbiamo fatto un intervento sull'agricoltura per non far pagare i contributi alle imprese che erano in un momento in cui le imprese potevano saltare, siamo quelli che hanno fatto il fondo per le emergenze alimentari, siamo partiti da 10 milioni di euro, l'abbiamo lasciato a 340 milioni di euro, abbiamo chiesto al mondo del volontariato un impegno di comprare prodotti italiani, di comprare prodotti che stavano nel territorio, formaggio, vino, carni, pesce, legati al territorio. Siamo quelli che hanno destinato alla ristorazione 600 milioni di euro quando nessuno si occupava dei ristoranti che stavano chiusi, e abbiamo detto ai ristoratori: prendete queste risorse con un solo vincolo, comprate prodotto made in Italy. Ecco, noi siamo questi qui e su questo vogliamo continuare a portare avanti il nostro impegno. Il caro energie, noi dobbiamo intervenire come si sta facendo con i decreti. Ancora in queste ore il Presidente Draghi porterà nel Consiglio dei Ministri un decreto per sostenere le famiglie, ma anche per sostenere le imprese, ma noi dobbiamo sapere che il caro energia viene anche non solo dalla guerra in Ucraina, ma viene anche da parte di quelli che responsabilmente hanno detto no a tutto in questi anni. Noi siamo quelli che hanno sostenuto i gasdotti, siamo quelli che hanno sostenuto la necessità di avere approvvigionamento alternativo delle fonti energetiche. Io personalmente ho pagato un caro prezzo perché sono stata insultata, sono stata minacciata, sono stata inseguita semplicemente perché ho detto che il gasdotto TAP che portava in Italia il gas dall'Azerbaigian era una struttura strategica per il nostro Paese. Oggi quella struttura è stata realizzata grazie a quei pochi che hanno avuto il coraggio, io, Italia Viva, Davide Faraone, quelli che mi hanno sostenuto e che hanno sostenuto questa battaglia. Oggi arrivano in Italia 9 miliardi e mezzo di metri cubi di gas in più solo perché noi abbiamo fatto quella battaglia. Tutti quelli che l'hanno contestata oggi dicono dobbiamo andare in Azerbaigian per chiedere di raddoppiare la quantità di gas che arriva. Le imprese, le famiglie devono sapere che se noi avessimo fatto tutti gli interventi per renderci meno dipendenti dalla Russia, oggi saremmo nella condizione in cui sono anche altri paesi europei, sicuramente in difficoltà, ma non in modo tragico così come purtroppo siamo. Il presidente di Italia Viva, Teresa Bellanova, favorevole al rigassificatore, ha mostrato delle perplessità durante la sua visita ad Agrigento, non tanto sulla scelta di costruire l'impianto, ma quanto sul luogo in cui ricadrebbe. Il responsabile di Mare Amico, Claudio Lombardo, nella doppia veste di responsabile ambiente di Italia Viva per la Sicilia, le ha mostrato il contesto in cui ricadrebbe, le reali distanze con le scuole, la caserma dei Carabinieri, la casa natale di Luigi Pirandello e la Valle dei Templi. Vediamo. E Claudio Lombardo di Mare Amico stamani ha voluto sensibilizzare sia Teresa Bellanova che Davide Faraone, leader del partito di Renzi, sui danni ambientali che farebbe il rigassificatore a Porto Empedocle, sporgendosi dal belvedere di Porta di Ponte alla chiesa di San Pietro, con la vista della Valle dei Templi fino a Porto Empedocle. Quest'oggi è successo un fatto importante, siamo riusciti a far vedere
all'ex ministro che la distanza effettiva che esiste tra l'ipotetico rigassificatore che deve nascere a Porto Empedocle, la Valle dei Templi, le case dei cittadini di Porto Empedocle, la casa natale di Luigi Pirandello, e il ministro Bellanova non ha potuto che prendere atto che in effetti vi sono dei pericoli, vi sono dei rischi e che va valutata la nuova situazione alla luce di quello che siamo riusciti a dimostrare visivamente. È un rischio che non possiamo correre, anche se il ministro Bellanova, Calenda e Renzi sono favorevoli, come è giusto che sia, ai rigassificatori. Un rigassificatore sì, ma non in quel luogo, che non è assolutamente idoneo. Ma ci sono altre proposte alternative, per esempio l'Italia sta puntando tantissimo sulle navi gassiere che attraccherebbero nelle zone a nord dell'Italia dove è maggiore il consumo del gas. Staremo a vedere, certamente noi ci battiamo per il rispetto dei nostri luoghi, sarebbe la fine assolutamente della vocazione turistica di Agrigento e di tutta la provincia. Ecco, Mario Amico, come si schiera per questo progetto che prevede 340 km di acque per le pale eoliche? Porto Empedocle continua a essere il punto preferito per il saccheggio della natura, del territorio, dell'ambiente. Questo progetto, che giova a ricordare, è stato presentato da una ditta che ha un capitale sociale di 10.000 euro, quindi è una cosa assolutamente ridicola, però il progetto è molto serio e preoccupante. Noi siamo diventati lo scarto d'Italia, gli impianti importanti, pesanti, vengono a farceli nelle nostre zone. Noi invece la Sicilia deve essere vocata ed è vocata al turismo, e quindi non vogliamo l'industrializzazione. Noi siamo per le fonti alternative, però vanno valutati i luoghi dove impiantarle. Ecco, suggeriremmo che mancano solo le scorie nucleari. Sì, mancano proprio le scorie nucleari e qualcuno ha ipotizzato un sito a Palma di Montechiaro. È una cosa assurda, non possiamo essere lo scarto d'Europa. No al rigassificatore, giornata di protesta, sit-in in piazza contro la costruzione dell'impianto a Porto Empedocle. Arturo Cantella. 15 settembre, oggi un momento importante in un sit-in per il clima, no rigassificatore, insomma questa sera anche una manifestazione, un corteo. Qual è il punto di vista del vostro movimento e quali saranno le cose che in programma avete di fare? Allora, il programma è abbastanza variegato, inizia oggi alle 18:30 con la raccolta di firme per il clima. Il movimento si propone non solo di contrastare il rigassificatore nella valle, perché questa è la nostra prima azione, ma abbiamo l'interesse a orientare comportamenti verso la sostenibilità, tant'è che la mostra di oggi da un lato manifesta tutte le criticità che un rigassificatore comporta sul territorio, dall'altro ci sono alcuni inviti a modificare i percorsi sia ai privati che alla pubblica amministrazione. Uno dei pannelli sarà dedicato a una proposta al sindaco per entrare nel patto dei sindaci. C'è un patto costituito molti anni fa in cui si sono riconosciuti moltissimi sindaci, enti, province, associazioni eccetera per costruire percorsi tendenti alla sostenibilità. Quindi in qualche modo noi siamo orientati su questi temi e vogliamo in qualche modo promuovere azioni tendenti a modificare i comportamenti dei nostri cittadini. Tragedia a Catania, un uomo di 38 anni, Francesco Castiglione, è deceduto dopo essere caduto da un'impalcatura mentre stava effettuando alcuni lavori di ricostruzione della sua abitazione al secondo piano di un edificio in via Aquicelle. Immediati soccorsi che hanno trasportato d'urgenza l'uomo all'ospedale San Marco, dove però a causa delle gravi lesioni è deceduto poco dopo. Castiglione lascia moglie e figli, tante le persone che si sono recate al pronto soccorso dell'ospedale per avere notizie sulle sue condizioni, così come numerosi sono stati i messaggi di cordoglio su Facebook.
Prima campanella al liceo Politi di Agrigento, oggi la cerimonia di accoglienza delle matricole, fino a sabato previste iniziative di integrazione, socializzazione e sport. Arturo Cantella. Con quali prospettive inizia quest'anno scolastico? Un anno scolastico speciale. Poco fa parlavo ai ragazzi e dicevo che è come se dessimo avvio al primo giorno di scuola, ma davvero con tantissime aspettative, con tantissima emozione. I ragazzi e noi adulti usciamo dall'esperienza del Covid, che ovviamente ci ha tolto tanto, ci ha rubato tanto. Quindi noi proprio ricominciamo quest'anno scolastico motivati e desiderosi di poter riappropriarci di quella che consideriamo la vera scuola. Quindi abbiamo anche deciso, alla luce di questo, di fare delle giornate di accoglienza un po' più prolungate quest'anno. Quindi oggi avranno questo momento in aula magna in cui io, coadiuvata dai nostri ex allievi, potrò presentare insieme ai miei colleghi l'offerta formativa della scuola e quello che portiamo avanti. Ma soprattutto nei prossimi giorni abbiamo deciso di puntare su attività in cui questi ragazzi potevano avere degli spazi aggregativi di socializzazione, quindi li porteremo nell'atrio e lì avranno la possibilità di cimentarsi in giochi e tornei sportivi. Questo accadrà domani, dopodomani, giorno 21. E poi chiuderemo questa giornata di accoglienza il 26 settembre, quando il nostro liceo aderirà alla giornata europea delle lingue con l'allestimento di bancarelle tematiche nell'atrio della scuola. Inizia un nuovo anno finalmente e ci auguriamo che possa essere un anno diverso rispetto agli altri. Gli ultimi 2 che abbiamo vissuto di recente, e le prospettive ci sono, anche se è stato bello vedere i ragazzi con i loro sorrisi, con il loro entusiasmo per l'avvio di questo nuovo percorso, di questo nuovo anno, ma nello stesso tempo la pandemia però non ci ha completamente abbandonato e quindi lo stato di allerta, di attenzione, insomma, rimane, sempre con le stesse raccomandazioni di igienizzazione delle mani, ricambio di aria frequente, mantenere un minimo di distanziamento laddove è possibile, laddove le condizioni, le situazioni anche strutturali lo consentono, per cui mantenere questo stato di allerta con la speranza che questa normalità che tra virgolette stiamo riacquistando possa durare nel tempo. Dal punto di vista didattico, quali le novità? Allora, dal punto di vista didattico le novità sono diverse e entusiasmanti anche per certi versi. Innanzitutto partirà anche quest'anno il percorso biomedico per le classi terze e questo è un obiettivo che noi ci prefiggevamo di raggiungere e che la normativa ci ha dato la possibilità di concretizzare. E poi tantissime iniziative che sono state proposte nell'ambito dipartimentale, insomma, come arricchimento dell'offerta formativa, sia per quanto riguarda le attività di orientamento, ma anche per numerose iniziative di PCTO che saranno portati avanti, insomma, con entusiasmo, sia da parte dei docenti che come sempre anche da parte dei ragazzi. Un'altra iniziativa formativa che noi cercheremo di portare avanti è dare una particolare attenzione anche alle attività di innovazione tecnologiche, all'internazionalizzazione, che è un obiettivo, un percorso che ci vedrà impegnate quest'anno in maniera più incisiva rispetto agli anni passati. Didattica innovativa. L'Istituto Comprensivo Anna Frank di Agrigento e l'Istituto Comprensivo Provenzani di Palma di Montechiaro diventano scuole dialogiche. Obiettivo stimolare una formazione in cui si accoglie il pensiero dell'altro senza giudicarlo, rilanciando continuamente il dialogo attraverso domande aperte. Vediamo.
Un corso di formazione oggi all'Istituto Anna Frank con obiettivi importanti, obiettivi che riguardano il dialogo. Ecco, cosa si tratta, Preside? Sì, siamo impegnati da lunedì insieme all'Istituto Comprensivo Provenzani di Palma di Montechiaro per un corso di formazione sulle pratiche dialogiche guidato e condotto dal professor Marco Braghero dell'Università di Pisa. Le pratiche dialogiche sono un approccio che la comunità scolastica vuole darsi per affrontare in maniera più organica e sistemica le problematiche, le dinamiche anche comunicative che si sviluppano nelle classi tra docenti e alunni, tra gli stessi docenti nella dimensione comunicativa professionale e nei rapporti che si instaurano con le famiglie dei nostri alunni. Stiamo cercando di acquisire anche una competenza migliore per qualificare gli approcci comunicativi e per rendere le dinamiche di comunicazione e le relazioni, soprattutto quelle educative, quelle professionali e quelle che si sviluppano nel contesto del territorio, renderle significative e valide per tutti. Come mai questa collaborazione anche con la Scuola di Palma? Perché sia questa Scuola Anna Frank che l'Istituto di Palma abbiamo aderito alla rete nazionale delle scuole dialogiche e prossimamente a ottobre, dal 21 al 23 ottobre, proprio a Agrigento, sarà la sede del primo convegno nazionale della rete scuole dialogiche, perché la rete, che ha dimensione nazionale, ha comunque registrato un maggior numero di adesioni in Sicilia e quindi realizzarlo ad Agrigento rappresenta anche un riconoscimento di questa sensibilità che le scuole agrigentine e siciliane hanno dimostrato, e in quella sede avremo modo anche di adottare un piano nazionale di sviluppo che ci consenta di costruire scuole più a misura d'uomo per favorire il benessere psicologico di tutti. Alle porte, all'inizio della scuola, ecco, come Istituto Comprensivo Anna Frank, come vi state attrezzando per il nuovo anno scolastico? Abbiamo iniziato le attività didattiche questa mattina, perché abbiamo voluto riservarci qualche giorno in occasione di alcune festività per la sospensione dell'attività didattica. E tutto ha funzionato per fortuna, i ragazzi sono tornati a scuola, stiamo utilizzando questi primi 3 giorni con una breve riduzione, vista anche la questione climatica che riguarda il nostro territorio, e stiamo cercando di garantire la migliore accoglienza agli alunni che provengono dalla scuola materna nella scuola primaria, dalla scuola dell'infanzia nella scuola primaria, e a quelli che dalla scuola primaria sono transitati alla scuola secondaria di primo grado, per garantire una reale continuità educativa che consenta loro di sentirsi a casa, di poter fare affidamento sui loro professori, sui loro insegnanti in maniera significativa. Ecco, nuovi progetti didattici durante l'anno scolastico, attività curriculari, PON, insomma tanta carne al fuoco, so che avete diverse cose in cantiere. La nostra è una scuola a indirizzo sportivo e quest'anno, grazie al fatto che la pandemia non ci costringe ad avere restrizioni, contiamo di rilanciare queste attività. Inoltre stiamo lanciando un progetto di sperimentazione anche di innovazione tecnologica. Abbiamo fatto già una formazione con un Apple Educator per l'utilizzo degli iPad e dei computer, dei notebook all'interno delle classi. Abbiamo dei PON che vogliamo far partire tempestivamente proprio per arricchire l'offerta formativa, e quindi i ragazzi saranno impegnati anche nei pomeriggi per i laboratori didattici che riusciremo ad attivare. Questo è un po' il quadro della situazione, e poi le pratiche dialogiche ci accompagneranno anche per qualificare le competenze comunicative e relazionali del personale, per far sì che la scuola possa essere, come dicevo prima, a misura d'uomo, a misura di tutti. Avete avuto problemi di organico? Aspettiamo ancora qualche docente, però ormai grosso modo l'organico è completato. Dobbiamo fare qualche nomina noi, perché il provveditorato ci ha dato la liberatoria per fare le nomine al di sotto degli spezzoni di 6 ore, e comunque si sta completando il quadro per garantire il regolare funzionamento dell'attività didattica.
In preda all'alcol, prima infastidito alcuni passanti e all'arrivo dei carabinieri sono andati in escandescenza aggredendoli. È successo in via Rosolino Pilo a Palma di Montechiaro, dove un 50enne e un 35enne sono stati arrestati dai militari dell'Arma della locale stazione per violenza e resistenza pubblico ufficiale e danneggiamento. I due sono stati posti ai domiciliari, entrambi visibilmente alterati, hanno creato non pochi disagi per la via del centro abitato. Alcune persone hanno tentato di tranquillizzarli e portarli sulla via della ragione, ma non c'è stato nulla da fare. All'arrivo dei carabinieri la situazione è diventata ancora più tesa e quando hanno provato a identificarli si sono scagliati contro i militari. Una volta bloccati, entrambi sono stati arrestati. I carabinieri della stazione di Villaggio Mosè hanno arrestato un imprenditore 48enne agrigentino per aver violato il divieto di avvicinamento all'ex moglie a cui era sottoposto. L'uomo era stato già arrestato nel maggio scorso con l'accusa di aver diffuso immagini o video sessualmente espliciti della compagna, maltrattamenti e lesioni. Dopo alcune settimane di carcere era stato rimesso in libertà. Egli era stato applicato però il divieto di avvicinamento alla persona offesa, provvedimento che secondo la ricostruzione degli inquirenti sarebbe stato disatteso. La procura ha così chiesto l'aggravamento della misura con l'imprenditore che è stato nuovamente arrestato e condotto al carcere Pasquale di Lorenzo. I fatti contestati risalgono al 2019. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco. La musicoterapia arriva ad Aragona grazie ad una sinergia tra associazioni e territorio. I dettagli nel servizio. Nasce anche ad Aragona l'importante e ambizioso progetto della musicoterapia. Nasce grazie alla collaborazione di alcune associazioni del territorio ed il comune di Aragona. L'importanza di questo progetto. Sì, finalmente ad Aragona parte il progetto della musicaterapia. La musicaterapia ha origini lontane. Già nel XVIII secolo il medico londinese Richard Brockfell lo usava per i suoi pazienti. Ha un appoggio, ha un significato particolare, io definisco per i pazienti un po' più fragili e non solo. Grazie alla musica possiamo andare a modificare quei comportamenti cognitivi e non solo dei piccoli pazienti e anche di quelli un po' più adulti. Quindi si riesce a rieducare, ad avere quindi una riabilitazione dei pazienti. Questo è un bellissimo esempio come il mondo dell'associazionismo in collaborazione col comune abbia riqualificato un bene quale questo dell'istituto Costa. E quindi grazie all'associazione, all'infaticabile Peppe Salamone, all'ABSA e alla ProMusic si possono portare tutti quei progetti avanti. Un ringraziamento particolare anche a chi ha permesso non solo fisicamente ma anche dando i mezzi alla nostra impresa edile locale Zaccaria. C'è anche la ProMusic Studio di Aragona dietro questo importante progetto, la musicoterapia, ospitata in questo antico stabile rimesso in piedi dal comune di Aragona. Allora, ProMusic, proprio dal nome ProMusic, è il nostro obiettivo di far conoscere la cultura musicale quale mezzo culturale di crescita professionale e anche dal punto di vista terapeutico, per dare la possibilità anche ai soggetti più fragili di poter usufruire di questa grandiosa medicina che è la musica. È sempre stato il nostro obiettivo lavorare per il sociale e favorire lo sviluppo sul territorio. Adesso abbiamo avuto l'input anche dal sindaco di creare qualcosa di utile per questi nostri amici più fragili. Abbiamo avuto la spontanea offerta di una nota impresa locale, la Zaccaria SRL di Domenico Zaccaria, nella persona di Rosario Gageffa, che si è subito offerto di finanziarci tutte le strumentazioni del caso. Abbiamo forse non sappiamo quale arcano ci ha portato a conoscere anche la musicoterapeuta,
nella dottoressa Miriam Salamone che vive in tutt'altro posto che Aragona, abbiamo solo il cognome uguale. Per un caso fortuito ci siamo trovati, io ero in cerca di una professionista a cui affidare questo servizio ed ecco che tutto nel giro di pochi mesi è diventato realtà. Adesso invitiamo le famiglie che abbiamo già contattato, che ci avevano in passato anche chiesto se facevamo qualcosa per i loro piccoli, quindi da oggi pomeriggio cominciamo ad avere le visite per far conoscere un attimo la struttura, per far vedere come siamo organizzati e poi man mano faremo partire il servizio vero e proprio. In estrema sintesi, dove si trova l'edificio, lo stabile e cosa bisogna fare per partecipare? L'edificio si trova in via Costa 26, numero 27, ho un lapsus. Per partecipare basta chiamare o venire a trovarci e insomma conoscere i docenti e i corsi che si fanno e poi c'è un'ampia scelta, abbiamo dei docenti professionisti che si dedicheranno anima e corpo in lezioni singole, quindi con progetti e percorsi mirati per il singolo soggetto. L'azienda sanitaria provinciale di Agrigento intende attivare nel primo semestre del 2023 un corso di formazione obbligatorio per operatori di tatuaggio e piercing. Gli interessati dovranno far pervenire entro e non oltre il 10 ottobre l'istanza di manifestazione di interesse a partecipare al corso attraverso una mail all'indirizzo dp.direttore@aspag.it. Da domani 16 settembre fino al 25 torna il Couscous Fest a San Vito Lo Capo. Slogan della 25esima edizione sarà Love Never Stop. Vediamo. Al via domani venerdì 16 settembre la 25esima edizione del Couscous Fest, il festival internazionale dell'integrazione culturale in programma fino al 25 settembre a San Vito Lo Capo, che tornerà ad ospitare, come da tradizione, paesi e culture diverse per promuovere la pace, lo scambio e la multiculturalità. Saranno 10 giorni di gare con chef internazionali, degustazioni, incontri e concerti gratuiti sulla spiaggia all'insegna dello slogan Love Never Stop. Un'edizione speciale per festeggiare il 25ennale dell'evento internazionale. Il Couscous Fest è organizzato dall'agenzia Feedback in partnership con il comune di San Vito Lo Capo, con il sostegno di Baia Couscous, Conad, Electrolux ed Unicredit e con il supporto del progetto Don't Touch promosso dalla cooperativa sociale Baia Grande, la direzione artistica di Massimo Bonelli. Il Couscous Fest è nato con me, è un evento in cui ho creduto e che ho sempre portato avanti, dichiara Giuseppe Peraino, sindaco di San Vito Lo Capo. È una grande emozione poter festeggiare oggi i suoi 25 anni di storia da primo cittadino. Il festival è sempre stato il portabandiera di temi come l'accoglienza della diversità, lo scambio, l'incontro e l'integrazione tra culture. Anche quest'anno vogliamo lanciare un messaggio di pace in un momento in cui il mondo ne ha particolare bisogno. Il primo fine settimana è dedicato al campionato italiano di couscous targato Conad. Siamo orgogliosi di sostenere da diversi anni il Couscous Fest, afferma Francesco Pugliese, amministratore delegato Conad, una manifestazione sul territorio a noi molto cara, spirito di aggregazione e valorizzazione delle più tipiche espressioni culturali. Momento centrale della rassegna è il campionato del mondo di couscous, il Baia Couscous World Championship, una gara tra chef internazionali all'insegna dello scambio e della integrazione. Sono 8 le squadre di chef in gara provenienti da Argentina, Brasile, Costa d'Avorio, Francia, Italia, Marocco, Palestina e Tunisia. Anche quest'anno sul palco del festival arrivano i grandi interpreti della cucina italiana che presenteranno le loro creazioni naturalmente a base di couscous. Filippo Lamantia,
Peppe Giuffren di Luotto, Andrea Lo Cicero, Antonella Ricci e Giorgione. Sono questi alcuni dei protagonisti dei cooking show. Sono oltre 30 le ricette tra cui scegliere nei menù proposti. Per degustare il couscous occorre acquistare il ticket di degustazione da 12 euro. Domani ore 17:30 primo appuntamento con il campionato italiano di couscous con la sfida tra Gianluca Ganci di Gallarate, Varese, sous chef ai Fontanili, che presenterà un couscous con ricciola marinata, brodo giapponese dashi e pomodori scottati, e Pierpaolo Ferracuti di Porto San Giorgio, Fermo, chef patron al ristorante Il Retroscena, una stella Michelin, che gareggerà con una panzanella medio orientale, un couscous con polpo e gazpacio. Alle ore 21 sul palco e spiaggia la cerimonia dedicata ai 25 anni del festival con il lancio di Love Never Stops, il video celebrativo del 25ennale della rassegna. Federico 40 sarà il narratore d'eccezione di un corto che racconta le radici del couscous, amore e pace. Alle ore 22:30 seguirà il concerto gratuito di Dargen D'Amico, il cantautore rap che sta portando in giro per l'Italia la sua hit Dove si balla, lanciata al Festival di Sanremo. Roberto Russo, oro-azzurro nel volley da Partinico a campione del mondo, è tornato in Sicilia accolto dai tifosi e da un riconoscimento. Vediamo. Roberto, sono stati per te, dopo la prestigiosa vittoria nel mondiale, giorni di festa qui a Partinico, hai avuto tanta stima, tanto affetto da parte dei cittadini, anche semplici cittadini che probabilmente durante l'anno non seguono la pallavolo. Adesso un riconoscimento pure dal comune di Partinico. Cosa ti senti di dire? Guarda, ricevere un riconoscimento da parte del comune è un motivo di orgoglio. Poi adesso sono qui da pochi giorni, però l'affetto dei partinicesi si fa sentire, che sono riuscito un po' a far avvicinare magari Partinico a questo sport e a far vedere questo mondo diverso a parte il solito calcio. Senti, il 2022 resterà per sempre un anno importante nella tua carriera sportiva, però l'infortunio fastidioso che ti ha tenuto lontano dal parquet per alcuni mesi, la sconfitta nella finale scudetto, però diciamo questo ulteriore successo cancella quelle delusioni. Sì, ecco, questa qui magari era la ciliegina su una torta che è stata un po' ricca di infortuni e sfortuna, però ecco, il passato ormai è andato, lasciamo alle spalle, sono felicissimo di questa medaglia e adesso spero di continuare a vincere il più possibile. Ancora qualche giorno di ferie e poi si ricomincia con nuovi obiettivi, ovviamente la caccia allo scudetto, perché Perugia chiaramente è una top del campionato di pallavolo, le coppe europee e un sogno importantissimo datato 2024 che si chiama Parigi. Assolutamente sì, intanto mi riposo questi giorni, poi salgo a Perugia e comincio un'altra stagione, si cancella quello che di bello è stato fatto e si parte subito con l'obiettivo di vincere e soddisfare gli obiettivi del club. Poi la nazionale, da prima c'è l'europeo, dobbiamo far bene, dobbiamo confermare il titolo, sarà un europeo in casa, quindi ci sarà molta più pressione di quello passato. E dopodiché il sogno Parigi, l'Olimpiade passata non ho potuto partecipare, però ecco, ogni cosa succede sempre per un motivo e se questa è la strada allora continuiamo a lavorare. Tu hai iniziato nel 2014 a Partinico con i Lupi, adesso campione del mondo. Ecco, chiudendo gli occhi e ripercorrendo veloce questi anni, pensavi che Roberto Russo potesse arrivare a qua tanto? Ma è iniziato tutto molto così per caso. Ed è successo tutto molto velocemente, sembra ieri quando ho cominciato qui a Partinico, però ecco, adesso sono molto orgoglioso di aver intanto intrapreso questa strada e poi di aver cominciato proprio qui nel mio paese. Un'ultima cosa, Partinico è un paese difficile, poche strutture, anche se la pallavolo diciamo ha buone radici. Cosa consigli soprattutto ai giovani, visto che mancano le strutture, mancano le palestre, pochi tecnici con tante difficoltà? Ma intanto consiglio a chi ha la competenza di trovare delle strutture per far sia allenare che giocare e che far giocare i giovani, soprattutto negli sport che non sia il calcio, quindi tipo il basket e la pallavolo. Dopodiché tutti i giovani, spero che questa vittoria del mondiale porta sempre più persone a giocare a pallavolo e niente, di inseguire i propri sogni che prima o poi le soddisfazioni arrivano.
Destinazione Agrigento. Ieri l'impianto polisportivo del villaggio Peruzzo ha ospitato la manifestazione Vivi Sport. Vediamo. Assessore Ciulla, la premiazione oggi di questa bellissima iniziativa Vivi Sport, Destinazione Agrigento, inserita nel cartellone, diciamo un'iniziativa che vede i bambini protagonisti dopo la pandemia del Covid. Sì, oggi si stanno disputando le gare semifinali e le finali di questo torneo bellissimo Vivi Sport Restate ad Agrigento, un torneo che ha coinvolto più di 150 ragazzi, mi pare che mi hanno detto, quindi un numero veramente importante e quindi un'esperienza e un risultato raggiunto. Abbiamo coinvolto questi ragazzi che abbiamo anche fatto loro girare tutta quella che è la nostra città, anche le frazioni, quindi hanno giocato partite a Giardina Gallotti, a Villa Seta, al villaggio Peruzzo, a Fontanelle, quindi una bella iniziativa che ha coinvolto i ragazzi e li ha inseriti all'interno del circuito di quelle che sono le nostre anche frazioni della città, come abbiamo fatto del resto con gli eventi, quindi un'estate ricca di eventi che non sono mancati né musicali, artistici, culturali e anche sportivi, quindi stasera siamo veramente contenti di questa giornata, di questa finale che vedrà premiati questi ragazzi che si sono soprattutto divertiti. Presidente Lopresti, iniziative come queste quanto sono importanti per la diffusione dello sport anche in prospettiva futura? Importantissime perché in un periodo in cui in estate solitamente è tutto fermo, quindi lo sport, diciamo, il calcio è svetta fermo, ecco, impegnare questi ragazzi in maniera sana è importante, quindi va dato merito all'amministrazione comunale, al sindaco, all'assessore Ciulla che hanno avuto questa idea di mettere assieme tutti questi ragazzi e per più di un mese, come dire, farli tra loro giocare. Questo dopo il periodo pandemico, dopo questa realtà che abbiamo amara, che abbiamo vissuto, bene, ritornare a socializzare, a stare insieme, che era quello che volevano i ragazzi, che tutti volevamo, e questo è estremamente importante. Io poi penso che lo sport come il calcio, ecco, ci appassiona molto e appassiona molti ragazzi, coinvolge le famiglie. E questo è importante, quindi come diceva lei una iniziativa importante che va a merito dell'amministrazione comunale e dell'assessore Ciulla. Come Presidente della Lega l'attività è ripresa un po' in tutti i gironi? Presidente della Lega no, perché come voi sapete il Presidente ora è Morgana Sandro. Sì, noi abbiamo già avviato, abbiamo già pubblicato tutti i calendari e quindi mancano solo, diciamo, le competizioni provinciali, quindi la terza categoria è la Serie D di calcio, diciamo, di calcio a 5, però tutte le competizioni regionali, l'eccellenza, la promozione, la C1 e la C2 di calcio a 5, la prima e la seconda categoria, i calendari sono stati pubblicati, addirittura già in alcune come l'eccellenza e la promozione i campionati sono già iniziati da un po', sono iniziate le coppe, quindi ecco già tutto il meccanismo delle competizioni è già avviato. Abbiamo avuto una grande soddisfazione perché gli organici sono stati mantenuti, in qualche caso anche aumentati, e quindi questo va a merito, diciamo, del Presidente Morgana, dello staff regionale, di tutti coloro che giorno dopo giorno ci impegniamo, ecco, a far sì che questo sport che ha perso tanto, diciamo, durante il periodo pandemico ritorni non solo come sport ma ritorni anche come numeri ad avere tanti appassionati che, ecco, possono passare il tempo come questi ragazzi. Parliamo di questa esperienza che vede coinvolto anche il settore dell'arbitro, il mondo dell'arbitraggio. Ma un'esperienza bellissima, unica, perché quando mi chiamano per dirigere gare di bambini io corro immediatamente. Penso che sia l'espressione del calcio più genuina, più divertente ed emozionante. È sempre bello stare in gruppo, stare con i bambini, è una cosa bellissima e, come diceva poc'anzi il Presidente Antonio Danna, fare rivivere i quartieri, i luoghi di ritrovo insieme ai bambini che giocano e si divertono è l'essenza del calcio, l'essenza appunto dello sport genuino, il vero sport, i bambini. Sì, oggi è la giornata conclusiva della manifestazione che ha visto una serie di attività per tutto il mese di agosto e questa prima decade di settembre. Siamo contentissimi della riuscita della manifestazione e così come nello sport, anche nella vita, quando si fa un lavoro di squadra si va avanti, si raggiungono gli obiettivi e i risultati. La manifestazione è stata molto
seguita, ha coinvolto tantissimi bambini, tantissime famiglie, tanti giovani. E abbiamo avuto la collaborazione di tutti, a partire dai ragazzi, a partire dai genitori, dai dirigenti, dell'amministrazione che ha creduto in questo progetto, dei coordinatori delle varie squadre che hanno partecipato. E un plauso va veramente a tutti. Siamo stati un mese a promuovere sana attività sportiva, a vivere la città, a vivere il territorio. Sono stati presenti pure associazioni provenienti dall'Interland, dai paesi vicino al comune di Agrigento, che hanno sposato questa iniziativa e questo progetto. E complessivamente questo, come dire, ci rende contenti perché incarna proprio quella che è la nostra missione nella promozione dello sport. Io credo che come ente di promozione sportiva il nostro obiettivo è quello di stare vicino a quelle che sono le agenzie educative, quindi la famiglia, la parrocchia, la scuola, e in questo contesto anche vicini alle associazioni sportive. E la nostra missione è quella proprio di educare i bambini alle regole, al confronto, al rispetto dell'avversario. Sono tutti valori che uno si porta dietro anche nella vita e non solo nello sport. Un plauso particolare va ai gestori di impianti sportivi pubblici e privati. Noi in questo progetto abbiamo coinvolto in modo itinerante tutti quelli che sono gli impianti pubblici, anche periferici del comune di Agrigento, e anche l'ausilio di qualche struttura privata. Ecco, questo ci ha permesso anche di fare una riflessione importante. Oggi, quando c'è un impianto al centro, in periferia, in un quartiere, che viene gestito da un privato, da un'associazione, significa migliorare quella che è pure la qualità della vita del quartiere, renderlo più vivibile, più sicuro, perché ci sono delle luci accese, c'è un via vai di gente che fa attività sportiva, il quartiere è curato, c'è pulizia, non è pericoloso attraversarlo, e questo, oltre ad essere noi contenti perché chi gestisce un impianto fa promozione dello sport, siamo contenti perché, come dire, dà un contributo ad una miglioria della società e quindi del territorio. Siamo qua con la scuola calcio Porto Empedocle, stiamo facendo questa bella iniziativa che hanno organizzato la SC di Danna e Vella. L'importante è che i ragazzi si divertano, che nessuno si faccia male, quindi ritornare di nuovo sui campi dopo 3 anni, diciamo, buttati al vento così fa piacere, i bambini hanno tanta voglia, speriamo che questi bambini si continuino a divertirsi così all'aria aperta. Ecco, c'è una grande voglia da parte anche dei bambini di fare sport, ecco, quale può essere anche, diciamo, l'influenza sullo sport maggiore. Ecco, spesso da ragazzi si diventa presto campioni, ecco, in Sicilia c'è questa possibilità? No, va bene, da ragazzi si diventa campioni, quello dobbiamo andarci piano. Secondo me da ragazzi bisogna farli divertire bene, cercare di dare più che altro dare un pochettino delle indicazioni ai genitori, fargli capire che i bambini devono divertirsi. Poi è chiaro che l'aspirazione dei bambini, sognare non fa male, quindi qualcuno di loro arriverà anche nei professionisti, però lo scopo iniziale all'inizio è quello di farli divertire, farli crescere, farli socializzare e cercare di darli in mano a persone competenti che magari pensano alla crescita del bambino e che non li illudono, perché purtroppo in questo periodo ci sono tante illusioni in giro. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.